Una notizia dell'ultima ora ha appena sconvolto tutta la città di Napoli e i tifosi del Napoli sono già in fermento. Siamo tornati con un altro aggiornamento entusiasmante sul nostro amato club e quello che sta per arrivare promette di lasciare tutti a bocca aperta. Come sempre, continuiamo nella nostra missione di fornire le informazioni più recenti, esclusive e ricche di retroscena che ogni tifoso appassionato vuole conoscere. Quindi, prima di immergerci in questo nuovo capitolo della storia del Napoli, lascia il tuo like, iscriviti al canale e attiva il campanellino, perché quello che sta per succedere potrebbe cambiare tutto. Dietro le quinte di Castel Volturno, l'atmosfera è di pura attesa. Fonti vicine al club confermano che Antonio Conte, il comandante azzurro, sta sognando in grande per la prossima stagione. Il nome che ha iniziato a risuonare tra le mura del centro di allenamento è semplicemente leggendario. N'Golo Kanté, sentito bene? L'instancabile francese, campione del mondo, idolo del Chelsea e uno dei giocatori più rispettati della Premier League. Potrebbe essere nel mirino del Napoli. Conte conosce Kanté come pochi altri. Ha lavorato con lui ai tempi del Chelsea, dove il centrocampista era il motore della squadra, l'uomo che rendeva l'impossibile una routine in campo. Ora l'allenatore sogna di portare la stessa energia e mentalità vincente nel cuore del suo progetto a Napoli. Secondo voci provenienti dall'Italia e anche dal Medio Oriente, il Napoli avrebbe già preso i primi contatti con l'Al-Ittihad, il club saudita dove Kanté gioca attualmente. L'idea è audace: riportare il francese nel calcio europeo e rimetterlo sotto la guida di Antonio Conte. Fonti affermano che il giocatore sarebbe aperto alla possibilità, soprattutto per l'opportunità di giocare nuovamente in Champions League e lavorare con un allenatore che lo ha sempre apprezzato. Naturalmente, la sfida più grande sarebbe lo stipendio astronomico che riceve in Arabia Saudita, ma lo stesso Kanté sarebbe disposto a ridurre significativamente la sua retribuzione per indossare la maglia blu del Sud Italia. Se confermato, questo trasferimento sarebbe un vero colpo da maestro di Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopotutto, l'arrivo di Kanté non solo eleverebbe il livello tecnico del centrocampo, ma porterebbe anche una mentalità vincente ed esperta a una rosa in continua evoluzione. E se a questo aggiungiamo la possibilità, già commentata dietro le quinte, dell'arrivo di Kevin De Bruyne, il Napoli potrebbe essere sul punto di formare una delle coppie più potenti del calcio europeo moderno. Immaginate Kanté e De Bruyne fianco, sotto la guida tattica di Conte, con Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Una combinazione da sogno, che farebbe tremare di emozione lo stadio Diego Armando Maradona. Ma ci sono altri dettagli interessanti. Il giocatore, nato nel 1991, è ricordato per la sua umiltà, la sua disciplina e il suo spirito collettivo, caratteristiche che si adattano perfettamente alla filosofia di Conte. Inoltre, durante la sua permanenza al Chelsea, ha anche lavorato con Maurizio Sarri, un altro nome noto ai napoletani, ed è stato fondamentale nella conquista dell'Europa League. Kanté è quel tipo di giocatore che, indipendentemente dall'età, continua a fare la differenza. Un vero motore a centrocampo, capace di distruggere le azioni avversarie e crearne di nuove, sempre con il sorriso sulle labbra e un cuore grande. Dietro le quinte del Napoli si dice che la trattativa non sarà semplice, ma c'è un clima di entusiasmo e ottimismo. Il club ritiene che, con l'attuale struttura e il nuovo progetto di Conte, il francese possa essere convinto a tornare nel calcio europeo. La dirigenza vede Kanté come il tassello mancante per trasformare il centrocampo in un reparto d'élite che unisce forza, tecnica ed esperienza internazionale. Se questo trasferimento dovesse davvero concretizzarsi, sarebbe un colpo di autorità da parte del Napoli, un chiaro messaggio che la squadra vuole competere ad armi pari con le potenze europee. Ora, la grande domanda che rimane è: cosa ne pensano i tifosi del Napoli di questa possibile bomba di mercato? Il ritorno di Kanté nel calcio europeo sotto la guida di Conte sarebbe una follia o la mossa perfetta per consolidare il progetto napoletano verso una nuova era di glorie? Vogliamo conoscere la tua opinione qui nei commenti. Lascia il tuo commento, dici se credi che questo sogno possa diventare realtà e quale sarebbe l'impatto sul nostro centrocampo. E se ti è piaciuto questo aggiornamento sensazionale, lascia il tuo super grazie per rafforzare il canale e mostrare quanto sia grande il tifo azzurro.